Scatman's World. Bene ragazzi, tutti il comandante veneziano, Fio diciamo Baku e pole position sotto la pioggia. Fio c'è la pioggia anche in gara ma per poco, poi nuvoloso. Dobbiamo sfruttare l'occasione ragazzi, non bisogna far cappelle e io direi di partire. Voglio i 25 punti irridati. Vai ragazzi, non possiamo sbagliare. Vai Pippo subito, gran partenza della Williams di Pippo. Sarà durissima quella cosa, li superiamo subito, adesso dobbiamo pensare solo a noi stessi. Con la pioggia forse aveva un passo migliore rispetto all'asciutto, quindi approfittiamone finché possiamo. Dobbiamo frenare prima, ho tanta paura ragazzi sotto la pioggia, Baku è pericolosissima. Veramente pericolosa. Però le possibilità di fare bene ci sono. Per il momento Massa si tiene anche dietro i big. Molto bene. Occhio. Mamma mia, ho sperato tutto. Ecco la pioggia, sono abbastanza terrorizzato, se così si può dire. Mamma mia. No! Subito errore, subito errore. Subito errore primo giro, sarà quasi impossibile finirli tutti a 26. Porca troia. Errore subito. Non ci voleva sto errore subito, ho ancora più paura. Il rettilineo infinito di Baku. Che gara di merda. Deve sparire dal calendario il prima possibile, spero, ma una gara inutile. Niente, chiaramente non riesco a prendere vantaggio, ho anche rotto un po' l'ala. Però chiaramente non ho problemi, insomma, di aderenza, roba, è una rottura minima. Ci può anche stare in quel di Baku, visto che si sono distrutti praticamente Vettel e Hamilton, veramente penalizzazione ridicola, nel senso la Formula 1 di una volta potevi fare di tutto, adesso puoi fare un cazzo. Hamilton ha fatto il furbo e Vettel ha risposto, basta, lasciamola là. Cioè, la Formula 1 è bella anche per questo, cazzo, per i tamponamenti, le rivalità, cioè, allora Senna Prost doveva andare in galera tipo subito? Dai, cioè, è ridicolo. È ridicolo. E questo è il bello del motorsport ragazzi, almeno secondo me. Dove un pilota è pronto a tutto pur di fare i risultati. Infatti Hamilton ha fatto il suo, ha fatto il furbo, ci sta. E Vettel ha risposto, basta, dai. Mamma mia, sto soffrendo come un disperato. Siamo primi ma non guadagno niente, anzi forse non faccio tappo, per carità. Però questa è la curva maledetta. No, non è questa in realtà. È quella di prima, scusate. Tanto sta uscendo un pallido sole. Mamma mia. È veramente dura lì. Attenzione Pippo. Pippo mi supera. Grande Pippo. Giro veloce di Naicolino. Cerchiamo di non tamponare nessuno, che veramente ha fatto un po' di disastri nelle ultime due gare. E me ne scuso, però, ripeto.
Una volta i tamponamenti erano all'ordine del giorno. Comunque io tifo Ferrari, ragazzi, non sicuramente Vettel, che è proprio un pilota che a me non piace, ma non tanto per la bravura, che non devo dire io che è bravo Vettel perché è bravo, appunto, però un pilota, neanche Raikkonen a me non è mai piaciuto tantissimo, cioè, io sono sincero, per quanto si sia comportato male, Alonso per me è sempre stato, ho sempre preferito Alonso a Vettel, dire Schumacher chiaramente è un po' troppo semplice. Però per esempio avrei tanto voluto un Rosberg alla Ferrari, un pilota che ho sempre amato, magari meno forte come talento puro, però mi ha sempre trasmesso qualcosa di più a livello emotivo. Se si sceglie due piloti adesso da prendere la Ferrari, guarda, come si dice, chiaramente un Verstappen, è chiaro che è il classico bimbetto arrogante, però è un pazzo, quindi sicuramente non mi farebbe schifo. Poi mi piace tanto, ecco, Ricciardo, anche lui caratterialmente, togliendo la parte, insomma, di abilità, che insomma, ripeto, non devo dire io chi è bravo e chi non è bravo, perché insomma sono campioni, anche Ricciardo sicuramente non è scarso, ma anche un pilota immagine, nel senso, Vettel è proprio un muso da culo, scusatemi il termine, sarà anche fortissimo, però porca puttana, quella faccia da bibitaro non gliela toglie nessuno purtroppo. E Raikkonen invece lo sarà, a parte il mondiale vinto, ma non mi è mai piaciuto veramente. Un pilota proprio Iceman di nome di fatto, siamo italiani, cazzo. Schumacher è l'unico tedesco che sboro caldo della storia. Poi anche sto Ocon non mi dispiace assolutamente, non mi ha sorpreso in positivo. Però vorrei tanto un pilota italiano, sinceramente, un bel pilotone italiano, forte però chiaramente, e vedere un pilota italiano e auto italiana, cosa che non vediamo da Farina, nel senso, da 30 anni, togli Fisichella, ma veramente sarebbe un sogno, cazzo, avere un fenomeno italiano in Formula 1. Vabbè, stiamo cazzeggiando, sto parlando perché sto anche guadagnando parlando, incredibile. Sono un po' teso perché basta una cagata e sei fuori. Vediamo quando smette di piovere. Sentiamo il nostro ingegnere mongolo. Dai, però sto prendendo tanto. Ah, grazie, coglione di merda. Hai un radar incredibile e non hai i dati, ma vaffanculo, va. No! Mamma mia, ho visto il muretto e me lo sono visto davanti, fioi. Continua a piovere comunque, sarà una nuvoletta solo, ma una nuvoletta fantaziana, però non sta durando tanto, Pocca la vindella. Che come oggi Nicolito perché è stanchissimo. Ah, adesso lo sai. Ma vatti a farti fottere, puttana obesa. Safety car in pista, fuori Arianto, e devo andare anche ai box e metto le gomme medie. Safety car, sto dominando comunque, nel senso, sto dominando, sto andando molto molto bene, sono molto soddisfatto. Ritiro per Arianto, safety car in pista, e adesso si va ai box a mettere le gomme medie. È entrata la safety car. La puttana. Pensano tutti che sia il momento di passare alle gomme da asciutto. Saranno scivolose, ma probabilmente più veloci. No, calma. E si va ai box. La. Ok, Kume ai box, perdi 92 posizioni. Siamo ai box e siamo in regime safety car. Tutti vanno ai box. Sì. Cambio anche la lettone, bravissimi.
Tanto siamo in regime. Siamo in regime, signori. Siamo in regime di vaffanculo car. Siamo secondi, terzi. Sono rimasti con le gomme da bagnato. Veramente errore imperdonabile per Perez. E l'altro non so chi è, non l'ho visto. Ragazzi, siamo in regime, raga. Siamo in regime. Adesso speriamo di non fare la cagata come Hamilton Vettel. Grazie. Sono due Force India in testa. Veramente situazione un po' grottesca. Tutti vanno ai box, solo le due Force India non sono andate. Cioè, veramente una cosa alquanto curiosa. Ancora un po' bagnato, ma adesso si asciugherà la pista. Non è più prevista pioggia per la gara odierna, come si suol dire. Ha optato anche Alfonso per le medie. Io penso di finire con le medie, finiamo la gara. Salutiamo l'ottico. Ancora un po' di pozzanghere, raga. Raga, siamo in regime. Quando siamo in regime so cazzo. La cosa purtroppo è abbastanza ufficiale. Cioè non le ho ancora usurate, Fioricetto. E Arianto è uscito. Però qualche gocciolina c'è ancora, Vediamo se va ai box Perez. No, vai box Hülkenberg. Perez rimane in box, la safety car ha spento le luci. Chiaramente è andato in box Perez e adesso tocca a noi. Chiaramente, attenzione, Rosby fa le soft, questo può essere pericoloso. Non penso riesca a finire, però si riparte, ragazzi, si riparte. E si riparte. Si riparte, signori. Vettel! No! Il bibitaro, il nostro bibitaro fuori. Spacca il motore Vettel, che vergogna. Per la costruttori è brutta questa. Subito rottura per il bibitaro. Non ci voleva questa, porca mignottona, vaffanculo, Adesso vediamo Rosberg con le soft, cosa combina. No! Mamma mia! Niente ciò, è così. Adesso con l'asciutto faccio più fatica, ragazzi. Con la pioggia era diverso, purtroppo. Con la pioggia avevo un ritmo migliore rispetto agli avversari. Con l'asciutto forse no. Mamma, adesso sono cazzi, mo so cazzi. Vettel è ancora parcheggiato, veramente incredulo. Che sfiga, la costruttore era proprio una bestia nera. Ho leggermente rotto l'ala, ma niente praticamente. Solo che i primi giri per me sono così. C'è niente da fare. Mamma mia, qua l'ho rischiata, mamma mia. Poi abbiamo guadagnato tanto in sto passaggio. Stanno lottando, lo le godo.
Loro lottano e io godo. In 3 lottano molto bene. Io me ne sto andando. Quella dietro è 1,8 secondi. Record di Gigi. Attenzione Hamilton con le super soft. Gigi con le super soft. Lui fa due pit Gigi. 2 pit sicuri per Gigi. È mosso a cazzi però. Gigi sta arrivando. Devo stare tranquillo, Fioi. No! Mamma mia. Che dura che sei, Fioi, sei dura, sei dura, sei dura. Guidando di merda, sono nervoso, sono nervoso. Non mi aspettavo Hamilton. Non mi aspettavo Hamilton con le super soft. Mi fa un po' paura Gigi. È un po' più pericoloso Gigi. Però comunque deve fare 2 soste, un'altra sosta lui. No, sto guardando malissimo con l'asciutto. Mamma mia, sull'asciutto. Io lo so. Mi fa piacere. Dai ragazzuoli, dai. Dai, quindi l'ultima parte guadagniamo per fortuna. Dai, 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 dai. DRS consentito, ripeto, DRS consentito. DRS abilitato. Mancano 10 laps, 10 laps, 10 laps. Giri alla fine. Non dovremmo avere pioggia. Se cambia qualcosa te lo facciamo sapere. Mamma mia che tensione che ho ragazzuoli. Riesco a prenderla bene in sto momento. Mamma mia che nervi. Mamma mia. Sono là, non riesco a scrollarmeli. Qua guadagno per fortuna. Qua sì. 17° giro adesso. Hamilton è secondo. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo. Mamma mia, anche Rosberg per i costruttori non è no bene, no good. Ci vuole il ritiro di una delle 2 Mercedes. Subito adesso. Alcune informazioni su Sainz. Sta rallentando, a quanto pare ha qualche problema con la Problemi per Sainz. Hamilton sta arrivando con le super soft, però lui deve fare una sosta sicuro. su Magnussen. La sua vettura ha un problema ed è costretto a rallentare. Anche Magnussen problemi. Se le stanno dando di santa ragione dietro. Devo stare allerta per un'altra safety car, che può arrivare.
Mamma mia, Gigione è vicinissimo, Gigione è vicinissimo. Gigione è veramente vicino. Mamma Gigi. Mamma GJ Box era chiaro. Safety car incredibile. Seconda safety car a sto punto, vado ai box. Non so cosa è successo sinceramente, si vede che ancora contatti. Mettiamo le soft, però le super soft non mi fido onestamente. Mamma mia che gara. Gara con moltissimi colpi di scena. A questo punto me ne vado ai box per sicurezza perché spero di fare la scelta giusta, ma secondo me vanno quelli con le medie. Sostone ai box per il Kuma. Massa continua. Anche Rosberg va. Rosberg va alle scuole addirittura super soft. Allora forse ho sbagliato. Contando che poi comunque la safety car a farti 2-3 giri. Forse ho sbagliato, vabbè. Cagatissima del Kuma. Cagatissima del Kuma, signori. Vabbè. Porca di quella vacca, potometro. Si è messo Rosberg e super soft. Scusate, ripeto la registrazione che non era partita con la safety car che è uscita. Siamo già secondi comunque. Meno male che mi sono accorto, cazzo. Attenzione, la staccatona. Ok. Tutti quanti avevano comunque le gomme medie. Vara massa, Vardio. Siamo tornati primi, era chiaro. L'era chiaro. E adesso andiamo a vincere, cazzo. Andiamo a vincere questa fottutissima gara. Molto bene, dai che andiamo. Tanto carburante abbiamo. Mamma mia, sono rischiato qua. Andiamo a vincerla, però andiamo a vincerla. Gli altri sono più distanti, sfruttiamo sta occasione. Attenzione a Pippo. Attenzione a Pippo. Strano. Se è vero che sul prossimo Formula 1 puoi cambiare la power unit e si può rompere il motore anche a te, penso che godo fino al 6000. Se addirittura se monti un pezzo rischioso, rischi che tipo hai il 60% di possibilità di rompere, per dire robe così, se è una figata mostruosa. Occhio. Oh! Ah, che cagata. La cagatissima del Kuma. Sento molto la pressione. Sta arrivando il sole, ma c'è proprio il sole pieno in quel di Baku. Mamma mia, che qua rischio incalcolable.
No, mamma mia! Mamma quanto ho rischiato, Massa è veramente vicino però. Noi teniamo l'esterno. Meno male che non c'è l'IRS. Ok, adesso arriva chiaramente. Mamma mia, non ce la fa più, non ce la fa più. Voglio solo festeggiare con lo champagne. Parlo poco adesso perché sono concentrato, ragazzi. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Sì, tanti. Mamma mia. Adesso mi ho guadagnato un po' per fortuna. Buono, buono, ce ne stiamo un po' andando adesso. Mamma mia. Due laps. Per una vittoria fondamentale. Mamma mia, che gran premio, che... No, lunghissimo. Sono un po' deconcentrato perché voglio finire subito, cazzo. Voglio andare a trombare con le fan. Ai ai ai. È importante una vittoria oggi a Baku, Sarebbe veramente fondamentale. Dai che ormai inizia il final lap. Giro finale come indiano. Final lap come indiano. E inizia l'ultimo giro. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Ma sì, che ormai è andata. Il carburante siamo leggermente a posto. No, mamma mia.
Ragazzi, andiamo a vincere il Gran Premio di Baku. Ormai lo possiamo dire. Ormai lo possiamo dire. Oh, yes. Alla fine Massa ha mollato. E io godo. Grandissima vittoria. Ole, ole. Yes. Winner. Yes. Sì, oggi è andata bene, si fa bene con la macchina migliore, si vede adesso. Perché gli altri si distruggono tra di loro. Eccoci qua. Vabbè, Hülkenberg. Più 37 su Button, stiamo sfruttando la grande sta cosa nelle costruttori, più 28. Il Come gode, tutti godiamo. Un saluto dal comandante veneziano. Ciao!